Una cerimonia congiunta venerdì 30 alle 10:30 in Duomo a Mestre per l'ultimo saluto a Riccardo Pastrello e Tobia De Ecker, i due mestrini 25enni morti nel tragico schianto all'alba della vigilia di Natale in Via della Libertà a Mestre, al rientro da una serata trascorsa a ballare in un locale di Marghera. A carico dell'amico che guidava l'auto e rimasto ferito nello schianto contro il muretto e risultato successivamente positivo all'alcol test, aperto un fascicolo con l'accusa di duplice omicidio stradale. Ferita, ma non in modo grave, anche una quarta persona, la fidanzata di Riccardo, che si trovava seduta accanto a lui ma sul lato sinistro della vettura, dietro il guidatore. Dalle immagini di videosorveglianza delle telecamere comunali chiara la dinamica di quanto accaduto, ovvero che la vettura sia sbandata in modo autonomo, carambolando più volte su se stessa, rovesciandosi sul lato destro. Erano tutti amici da sempre, con Riccardo e Tobia, le due giovani vittime, uniti anche nello sport, dalla passione per il basket. Avevano partecipato al progetto Reyer School Cup con la squadra del liceo Bruno Franchetti, frequentati prima di iscriversi alla stessa Accademia di Architettura dell'Università della Svizzera Italiana. Venerdì saranno nuovamente insieme anche nel triste ultimo saluto.